Amici bellini, il weekend, quindi il martedì interessante, dobbiamo assolutamente recuperare il mio intervento a Radio Kiss Kiss perché qualcuno non è riuscito a vederlo, capita. E vabbè, benvenuto Emanuele Avolio, io volevo fare così, ma arriva Emanuele Avolio, benvenuto a te. Allora ragazzi, è importante questa notizia, sembra che no, ma invece Calzona è una cosa molto importante e ne parliamo a fine video. Prima guardiamoci insieme la questione. Vi siete iscritti al canale, Emanuele l'ha fatto, avete lasciato il like, voi vi dimenticate sempre le cose belline, ve le state dimenticando. Guardate chi c'è, Virgilio, abbonato bellino. Ricordate, gli abbonati bellini hanno diritto alla partecipazione al gruppo Telegram. Guardate quanto è bellino che si è preso la maglietta dal mio store fluido.net, andatevi a fare un giro, ci sono cose, tazze, bicchieri, ma la tazza dove? Non fa niente. Calzona, vi spiego alla fine del video perché mi piace ed è interessante Radio Kiss Kiss. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Siamo pronti per fare questo collegamento con gli Stati Uniti, con New York. Andiamo dallo youtuber che di fatto commenta tutte le vicende legate al Napoli dalla Grande Mela, e Valerio Fluido, e gli do un bel buonasera, anche se qui è sera ma lì è pomeriggio, vero Valerio? Sì, io dico sempre buon martedì, così non ci sbagliamo mai. È vero. È vero. Allora, innanzitutto Valerio, grazie per aver accettato il nostro invito. Vedo la tua stanza, il tuo studio con tantissime magliette di calcio. Ho notato la maglietta di Dries Mertens e anche quella di Diego Armando Maradona. Sì, è chiaro. Io lì però non mi sono azzardato a mettere il nome suo, giusto il 10 per non rispetto, nominare, per non scrivere il suo nome in vano. Mai, esattamente. E poi un pensierino a Giorginio c'è sempre. Assolutamente. Allora Valerio, ti chiedo subito, da New York, che sappiamo avere una grandissima rappresentanza di tifosi napoletani, come è stata presa la mancata qualificazione in Champions League e soprattutto l'arrivo di Luciano Spalletti? Allora, la mancata qualificazione, come in tutto il mondo, è stata presa a Valuccio, nel senso che non ci si convince, non ce ne facciamo una ragione e non riusciamo a spiegarci perché dopo una tale rincorsa, almeno quella forse è proprio la rincorsa che ti porta a pagare. Leggero ritorno, sono andato un po' in difficoltà. Guarda, magari togli la cuffia che non ha il microfono, così non subisci questo problema. Andiamo diretti così? No, lascia quella con il microfono, soltanto la cuffia con il microfono. Però così non mi sento. No, vai, rimetti la cuffia, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Diventa un problema. Secondo me, sai che dobbiamo fare, Marcello? Devo andare in città vi devo far vedere un attimo New York, perché altrimenti questa cosa dello studio non funziona. Va bene, allora richiamo io. Va bene, ritorniamo tra pochissimo da te, perché avevamo una sorpresa per tutti i nostri telespettatori, ovvero una visione dello skyline di New York dal tetto di casa di Valerio, che è sempre un bel vedere, perché New York Cosucci, insomma, assolutamente. Valerio Fluido. Ciao Valerio. Ecco qua ragazzi. Vedi? Quanti gradi ci sono innanzitutto? Quanti gradi ci sono innanzitutto? Ci sono, penso, io ne sento una trentina. Quindi ti prometto che ti teniamo poco, perché non vorrei farti sentire male sul tetto di casa, che comunque ci stai facendo vedere delle immagini fantastiche. E a questo punto ti permetto anche ti consento anche di terminare il discorso che stavi facendo sulla mancata qualificazione Champions, sull'arrivo di Spalletti. Qual è il clima dei tifosi napoletani a New York? Fa male, non c'è dubbio che fa male, però io sto portando avanti il discorso del credere nel futuro. Non dobbiamo troppo pensare a quello che è stato, basta, si è parlato anche troppo di Gattuso, e sto cercando di concentrarmi su Spalletti. Lo sto studiando le sue conferenze, insomma sono molto molto curioso, perché a livello di allenatori quest'anno la Serie A è veramente interessante.
Vai Vano. Sì, ho una domanda. Ciao Valerio, ho una domanda, una curiosità diciamo a 360 gradi. Quanto l'esodo di tanti calciatori verso l'America sta aiutando nella rivalutazione di questo sport rispetto agli altri? Perché sappiamo bene che in America, per dirne uno, il basket è il baseball, il football americano. Lo stesso wrestling, la WWE, che comunque è intrattenimento, è seguitissima. Esatto. Quindi il calcio non è al primo posto. Quanto invece la situazione circa gli Higuaín piuttosto che altri calciatori che raggiungono gli States sta aiutando nella scalata alla vetta dello sport del calcio? Sì, ottima domanda. In effetti il calcio è ancora parecchi gradini indietro nell'immaginario del pubblico. Quello che era appassionato al calcio europeo, qui seguono molto la Premier League, guarda un po'. Funziona bene. Però loro si stanno divertendo e si stanno organizzando. Secondo me il mercato americano a livello anche di diritti TV è importante, e loro stanno facendo in modo di... Io vedo per esempio ogni tanto delle pubblicità sulle accademie, ho visto una pubblicità sull'Accademia della Roma qui a New York perché giustamente la proprietà, quindi ha senso, e stanno piano piano interessandosi a questo sport che non è il più popolare qui. Certo, il discorso della Superlega non ha aiutato, perché io ne ho parlato un po' in giro e sono rimasti un pochino male anche loro. Non possiamo dargli torto. Valerio, prima di salutarti, intanto ti ringrazio per queste bellissime immagini di New York. Tu sei a Brooklyn che ci stai facendo vedere. Riviviamo insieme uno dei momenti più belli che ha accomunato i tifosi del Napoli, ovvero il gol di Kalidou Koulibaly contro la Juventus nell'ultimo anno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra, vissuto all'interno di un ristorante proprio a New York. Guardiamo insieme questo video, mi fa sempre piacere rivedere quei magici momenti. Ragazzi, sono immagini. Valerio, tu dov'eri? Dove l'hai vista quella partita? Eri a New York? Spero di sì, perché immagino che sono stati bei momenti. Ma devo confessare che ero al lavoro. E quindi non potevo guardare la partita, davo un occhio al cellulare in maniera furtiva, ma non potevo guardare. Poi alla fine il gol è arrivato proprio alla fine e me lo sono fatto dire dal batterista con cui stavo suonando, lui non è tifoso. Quindi ho detto dimmi che cosa è successo perché io non ce la faccio, e lui mi ha abbracciato. Lui immagina non è tifoso, però lui ha capito il momento. Mi ha abbracciato semplicemente ed è stata l'apoteosi. Gli amici del ristorante di Ribalta, Rosario, il ristorante La Ribalta, straordinari. Io però sono il tipo che deve vederla da solo, vado in difficoltà. Hai i tuoi riti da dover osservare durante la partita del Napoli, questo ci sembra di capire. Assolutamente sì. Valerio, io ti ringrazio davvero tanto per questa bella chiacchierata, per le immagini che ci hai fatto vedere, ci hai fatto vivere un po' della città che non dorme mai. Adesso puoi ritornare a casa, mettere un po' d'acqua in testa, che ragazzi il caldo di New York è tosto, fa male. Quindi Valerio, un abbraccio forte e a presto. Ciao Valerio. Grazie mille a tutti, grazie, a presto. Grazie allo youtuber Valerio Fluido. Allora amici miei bellini, io purtroppo a inizio video dovrei annunciare delle cose, mi scordo sempre, ma lo annuncio adesso. Chi è rimasto fino adesso a guardare, scrivete sotto io c'ero, perché voi potete cercare di indovinare perché sto organizzando, forse riesco a fare un colpo incredibile sul canale, un'intervista di un uomo di campo, veramente di un uomo di campo, quindi azzanniamo, facciamo un sol boccone di questo uomo di campo. Ho quasi spoilerato, vabbè, se avete indovinato scrivetelo sotto e così vedete, ho indovinato, va benissimo. E quindi mamma mia, perché voglio fare domande prettamente tattiche, voglio dedicarmi al campo, mi sono stufato di parlare di situazioni extra calcistiche, o meglio calcistiche ma extra campo. Basta, il Napoli non ne parla, non fa niente, ne parliamo noi. Abbiamo Spalletti, signori, abbiamo Spalletti
Spalletti, nuovo allenatore. Spalletti si dovrà confrontare con Sarri alla Lazio, con Mourinho alla Roma, con Inzaghi che fa il salto di qualità a livello societario e va nell'Inter, con il ritorno di Allegri, con Pioli confermato, Gasperini confermato. È interessante tutto ciò e non possiamo sempre vabbè, però il calcio è triste. Lo so, è triste ma sta sempre qua. Il locale è triste ma sta sempre qua. Mi piace sottolineare il fatto che il Mattino annuncia che il Napoli mette sotto contratto Calzona, che se per qualcuno non è un nome che ricorda niente, Calzona era il vice di Sarri dal 2015 al 2018. Questa è una cosa importantissima, perché che cosa sappiamo noi di Spalletti finora? Sappiamo che adorava Sarri e che ha studiato il gioco di Sarri per filo e per segno per cercare di trovare dei correttivi, delle soluzioni per fermarci. Non sempre era possibile fermarci per la velocità con cui applicavamo quei dettami tattici, e però lui sono sicuro che venendo qui vorrà arrivare, non dico a quei livelli, ma a fare qualcosa di simile, perché la nazionale ci sta divertendo in queste uscite, prime uscite ufficiali, perché le amichevoli, vabbè, ma nelle uscite ufficiali non vediamo una nazionale sparagnina, non vediamo una nazionale che segna e si difende. Storicamente l'Italia non è sempre stata macina gioco, continua ad attaccare. Invece Mancini, ragazzi, io l'ho detto insomma subito, ci sono degli sprazzi di sarrismo, c'è un'idea di gioco di possesso, di dominio. Ovviamente quando hai Insigne, quando hai Jorginho, quando hai quell'idea di gioco, sì, c'è il terzino sinistro che è molto più avanti, ma alla fine anche Gulam lo faceva quando c'era Gulam, ed è interessante. Allora se Mancini, senza poterli allenare sempre, riesce in qualche modo con questi gruppetti, no? Un po' di Sassuolo, un po' di Napoli, un po' di Lazio, riesce a fare questa cosa qua, io credo che, ed è un appello che faccio a tifosi e società, lo facciamo lavorare Spalletti prima. Se poi fa dei disastri subito, 10 partite, 10 sconfitte, vabbè, ma lo facciamo lavorare. Vogliamo vedere se riusciamo ad aprire un progetto, un percorso, perché se lo facciamo lavorare un uomo di esperienza, un uomo che sa quello che è il calcio, che ne conosce, che secondo me se va a colloquio con i giocatori dicono ok, questo è, perché lo sapete, no? I giocatori pesano l'allenatore, si chiama un Calzona che conosce quei dettami, conosce l'ambiente. Questa cosa qua mi piace, e dopo aver fatto tantissimi video insomma di preoccupazione, perché il mercato, ragazzi, scarseggerà, e questo lo dobbiamo dire, non si vede all'orizzonte. Il Napoli dovrebbe e potrebbe muoversi anche senza vendere, perché ci sono delle pedine che devi colmare, no? Dei vuoti che devi già colmare. Però aspettiamo un attimo, a quanto abbiamo capito, se le offerte non sono congrue, quasi cospicue, diceva Totò, il Napoli non vende, anche a costo di portarli a scadenza. E che fa? Vuol dire che evidentemente comunque hai ammortizzato nel frattempo e non fai minusvalenza? Non fa niente, e questa è la forza di chi nel frattempo non si è indebitato. Sotto questo punto di vista possiamo essere contenti. È un peccato, ma tant'è. E allora, se si confermasse Koulibaly, si confermasse Fabian, restano Lozano, resta Mertens, che ne sai? Mettiamo a posto quelle pedine, il terzino sinistro, un centrocampista in più, magari se vanno bene gli attaccanti, signori, ci possiamo anche divertire. Noi non dobbiamo puntare allo scudetto, ma dobbiamo assolutamente fare una stagione divertente, dignitosa, di lotta al vertice, per entrare in quelle 4 posizioni che ci competono, ma non perché ci compete perché è dovuto, ma perché sarebbe carino tornare lì dove poi le milanesi ci hanno scavalcato. C'è un posto libero, signori atalantini, amici bellini atalantini, Lori, mi dispiace, dobbiamo lottare con voi, perché quelle altre 3 secondo me sono intoccabili. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, lasciate un sacco di mi piace che vi scordate sempre, e l'algoritmo non ci fa arrivare a 10.000, non fa niente. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,